ragazzi, buongiorno, buongiorno, un giorno un po' fresco, però perché non prendere la bici e farsi diciamo un po' di chilometri, anche perché tra un po' le giornate si accorceranno, dunque diciamo che fare i lunghi sarà un po', diciamo, un po' più difficile, insomma. Allora, oggi siamo a Vittorio Veneto, andremo diciamo un po' a fare i monti qui tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, e un bel giro ad anello che non voglio spoilerare. Seguitemi e vedrete dei posti veramente fantastici. Abbiamo praticamente passato il lago Restello, qui invece alle mie spalle avete il lago Morto. Qui c'è proprio un tracciato sterrato che costeggia il lago che è veramente fantastico, bellissimo. Allora, sto un po' diciamo facendo la stessa traccia della Mogliano, il giro del lago di Santa Croce praticamente. Vi lascio qui il link del video che ho fatto ancora tanto tempo fa. Però qui sto facendo praticamente una traccia un po' diversa rispetto a quella passata. Allora siamo praticamente, abbiamo fatto il giro del lago Morto per poi andare diciamo su sul Padalto per la strada statale 51, la vecchia Alemagna, okay, che si percorreva prima di avere il tratto autostradale. Poi siamo arrivati a Fadalto, dove siamo arrivati praticamente in cima e abbiamo scollinato fino ad arrivare al lago di Santa Croce che avete qui alle mie spalle. Poi è ancora molto presto questa mattina, ci sono dei colori incredibili, ma veramente belli. Guardate. Abbiamo fatto la ciclabile della via Regia e abbiamo praticamente lasciato il lago di Santa Croce, abbiamo percorso tutta quella ciclabile bellissima. Adesso stiamo costeggiando, lo costeggeremo anche per un bel po', il canale Cellina, e per arrivare circa a Codissago, Longarone, vediamo. Da questa ciclabile qui praticamente ho fatto una piccola deviazione perché stavano facendo dei lavori. Mi sono praticamente imboscato su una ciclabile incredibile, bella, sterrata. Siamo diretti
Longarone. Siamo al 40° chilometro e siamo arrivati praticamente a Longarone, che ce l'avete qui alle mie spalle, con un'architettura che vabbè è un po' così, però è stata ricostruita dopo ovviamente la vicenda della diga del Vajont e della frana del Monte Toc. Siamo sulla via 9 ottobre del 63. Questa via è stata intitolata, diciamo, all'evento catastrofico che è successo qui con le Vajont, la valle del Piave e Longarone, soprattutto a Longarone. Raggiungiamo la diga per commemorare anche dunque il 60° anno, per non dimenticarlo. Per arrivare in diga stiamo facendo un percorso, diciamo, alternativo rispetto alla classica strada, anzi addirittura sterrato qui, fantastico, guardate. Allora, dopo un po' di sterrato adesso prendiamo la strada principale per arrivare in diga. Toc, toc, toc. Chi ha bussato? La montagna. Ironia della sorte, il monte si chiama proprio Toc e bussa alle porte, vuole entrare nelle case di Vajont, di Longarone, di Pirago, di Rivalta. Il rilievo preme, spinge, si infuria. Se poggiasse su un piano solido, i suoi passi lo farebbero inciampare, cadere, sgretolare. Invece ha i piedi immersi nell'acqua. Il gigante si muove. Come per spiccare un balzo, si piega su se stesso e si lancia all'attacco. Avanza con ira, impetuoso, sempre più rapido, sempre più forte. Il gigante corre, tuona. Si abbatte sui borghi, lanciando un ruggito di morte fino a sventrare le case di Vajont, di Longarone, di Pirago, di Rivalta. È un boato di raffiche, di flutti, di pietre, di edifici, di strade, di urla, di affetti perduti, di sogni infranti. Con la forza si prende tutto, nulla può il topolino contro la montagna. Poi arriva il silenzio, intorno soltanto macerie, dolore, buio e disperazione. Un deserto sotto la placida luna celata dalla bruma. Dalla poesia Toc di Elena Salgari per il progetto Ilie. Dunque siamo arrivati sulla diga del Vajont. Il Vajont praticamente è il torrente che scorre alla base, che è stato praticamente chiuso con questa diga negli anni 60 con un progetto veramente avveniristico, perché era la diga più grande al mondo, ma purtroppo il 9 ottobre del 63 il Monte Toc, che è qui alle mie spalle, ha deciso di venire giù. Purtroppo 2000 persone sono morte per questo. Bene ragazzi, dopo questo ripartiamo e andiamo verso Cimolais. Ovviamente non sono montagne naturali, ma sono praticamente la frana, il Monte Toc che è venuto giù. Adesso tra un po' dovremo scorgere, diciamo, l'unica parte di lago che è rimasta. Abbiamo percorso un po' tutta la frana, che si estende per circa 2 km. Dunque il Monte Toc è venuto giù per 2 km, ha creato questa, diciamo, questa mega frana, insomma. Qui si nota moltissimo, ad esempio, il piano di scivolamento, che purtroppo il professor Dal Piaz non aveva calcolato. Lui aveva calcolato che fosse un po' di sfasciume superficiale, ma invece era un piano di scivolamento argilloso, per cui quando hanno alzato il lago hanno bagnato praticamente questo sfasciume che è venuto giù, però non era uno sfasciume, era molto profondo e di conseguenza ha fatto il disastro che sappiamo. E
Questa invece è l'unica parte di lago che è rimasta. Dunque dalla diga per 2 chilometri c'è tutta la frana che copre ovviamente dove c'era il lago, e questo è quello che è rimasto praticamente. Ovviamente la diga era alimentata dal torrente Vaillant, ma anche era alimentata praticamente con dei tubi di collegamento da dighe e da bacini che erano più alti rispetto al Vaillant, dunque confluivano un sacco di acque all'interno di questo bacino. Bene, qui c'è sempre un silenzio spettrale quasi, si vuole quasi un silenzio rispettoso. Diretti verso Barcis, ovviamente siamo dalla diga del Vaillant poco dopo, diciamo da Erto siamo già in Friuli, insomma, e le Alpi friulane sono veramente incredibili. Allora, ho percorso ciclabili, ho percorso strade anche principali, statali, non ho trovato un'automobile, una macchina, non ho trovato nessuno. Lais è una lunghissima discesa, a parte un piccolo passo che si chiama Passo Osvaldo se non ricordo male, poi si va in picchiata, dunque si passa a Clout e poi si costeggia il torrente Cellina fino ad arrivare al lago di Barcis, che ci siamo già stati io e Elena, se non ricordate male. Vi lascio qui il link comunque del video. Siamo arrivati dal Piancavallo, ok? Io invece arrivo da un'altra parte, insomma. Adesso costeggeremo il Cellina, guarderemo un po' il lago di Barcis, eccetera eccetera, poi costeggeremo il Cellina fino a arrivare nella pianura e poi, vediamo, a dopo. Ragazzi, siamo ancora sul lago di Barcis, su questa ciclabile che costeggia tutto il lago, che sembra una gincana praticamente. Si sale, si scende, si curva, ma che bella che è, fatta e rifatta, la rifarei ancora. Verso la strada del Dint, dove c'è la forra del Cellina. Questa dovrebbe essere l'ultima asperità della giornata. Salita al 7-8%, dai che si vola. L'unica nota negativa di sto percorso è la galleria del Fara, del Monte Fara. Praticamente la vecchia strada alla Valcellina l'hanno chiusa e non è percorribile, dunque si è obbligati a fare 5 km di galleria. Le salite, finita l'altura, diciamo, non ci sono più montagne da fare e adesso stiamo su una bellissima ciclabile qui nei pressi di Aviano. Friuli è sempre veramente fantastico da venire in bicicletta, da correre in bici, pieno di stradina, pieno di ciclabili, guardate che roba! Sempre una scoperta incredibile. Vabbè, siamo quasi arrivati a Castello d'Aviano comunque,
Abbiamo passato Castello Taviano. È incredibile perché ci sono delle stradine, delle ciclabili asfaltate o sterrate come queste, che sono la fine del mondo qui in Friuli, ma veramente una cosa incredibile. Bene, adesso ci dirigiamo verso Sacile. Allora ragazzi, arrivati anche a Sacile, adesso torniamo in direzione Vittorio Veneto e chiudiamo l'anello. Ragazzi, abbiamo fatto anche la foto alla casa dove è nato Bottecchia, vincitore di 2 Tour de France. Pazzesco, eh? Bene, dai, andiamo avanti, siamo quasi arrivati a Vittorio Veneto. Qui si conclude il giro ad anello da Vittorio Veneto a Vittorio Veneto per una lunghezza di 146 km con 1500 di dislivello. Allora, il giro io lo metterò comunque come traccia all'interno della descrizione del video di YouTube, andate a vederla, andate a scaricarla e poi ovviamente fatela perché è veramente molto molto bella. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale di YouTube, di visitare i miei profili Facebook ed Instagram, ma non solo Gravelandre, mi raccomando, e seguitemi sempre, ok? Bene ragazzi, al prossimo video, ciao!